Ospite della rubrica di Veneto Globe Voci da Speciale Cadore è il dottor Matteo D'Adeppo, direttore della rete museale e dei musei della magnifica comunità di Cadore. Laureato in storia dell'arte, è arrivato alla direzione museale dopo aver iniziato dal basso. Buongiorno al nostro ospite e ai nostri ascoltatori. Cosa comporta il suo ruolo nell'ente? Allora, innanzitutto buongiorno e vi ringrazio di avermi concesso questo spazio. Io attualmente ho compiti di progettazione, di cura e di tutto quello che segue attorno ai musei e ai beni che i musei conservano. La magnifica comunità possiede e gestisce direttamente 2 musei. Il Museo Archeologico Cadorino, che è il più antico museo del territorio, dove si raccolgono i reperti più importanti che ha avuto il territorio appunto a partire dagli scavi di Lagole, sono avvenuti all'incirca tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, con poi inserimenti anche del materiale ritrovato presso Valle di Cadore anni 60 e 70, fino, se vogliamo, ad oggi, perché recentemente abbiamo avuto questa sorpresa di questa ascia proveniente da Maias e di altri reperti provenienti dagli scavi dell'isola di Domege di Cadore. E l'altro museo è invece la casa natale di Tiziano Vecellio, che è una casa museo, è un monumento nazionale che stiamo cercando di portare ad essere una sede espositiva di eccellenza attraverso delle mostre dossier che ormai è prassi che facciamo ogni anno. Quali sono le novità estive per la casa di Natale, la casa natale di Tiziano? Sì, allora partiamo dal presupposto che purtroppo questo infausto anno 2020 ci ha fatto un po' penare anche sotto il profilo organizzativo. Quest'anno per noi cadorini, magnifica comunità in sé, c'è una ricorrenza importantissima che sono i 600 anni dalla dedizione del Cadore a Venezia. Vale a dire 600 anni fa il Cadore entrava a far parte della Serenissima Repubblica. La magnifica comunità stessa come palazzo nasce in questo periodo. Ci siamo posti come progetto un obiettivo che inizialmente prevedeva una mostra piuttosto importante che doveva svolgersi tra il Forte di Monterico, il Palazzo e la Casa Natale. Considerata la straordinarietà di questo anno, abbiamo deciso di rivalutare un po' qual era il nostro programma per cercare un equilibrio tra l'investimento e naturalmente il riscontro che si poteva avere quest'anno. Abbiamo fatto una riflessione, abbiamo ridotto l'esposizione dedicata alla dedizione solamente ad una mostra dossier che verrà fatta alla Casa Natale, sarà inaugurata il 18 di luglio prossimo e animerà l'estate della casa. Lei parlava di un'ascia antica. Di che cosa si tratta? Allora, qui al Museo Archeologico oggi è il reperto più antico che abbiamo. È un'ascia che è stata trovata da un appassionato, insomma da uno dei tanti cadorini che magari girano nel territorio, hanno passione della storia, ma non solo, del camminare nella natura. E si è scontrato in un albero che era stato abbattuto dal vento e sotto le radici ha visto qualcosa. Ce l'ha segnalato immediatamente e devo ringraziare in questo il collega Diego Battiston, che è sempre molto prezioso, è il direttore del Museo di Selva, che però con noi collabora stabilmente, che ci ha segnalato l'importanza di questo oggetto. Noi naturalmente abbiamo segnalato immediatamente il ritrovamento fortuito alla soprintendenza e abbiamo lavorato creando un progetto di restauro e di studio attorno a quest'ascia. Quest'ascia poi è stata appunto restaurata e da un paio d'anni è esposta all'interno del museo. È appunto il reperto più antico che oggi abbiamo nella collezione. Quanti anni ha, indicativamente? Indicativamente siamo 1300 a.C., pertanto è è una cosa molto interessante perché oltre a tutti i raffronti sia stilistici, perché i nostri archeologi spesso e volentieri cercano anche di capire da dove possa provenire il modello di questa ascia e ci collega direttamente al Friuli piuttosto che al Tirolo, è interessante anche perché io vedo in queste asce, in questi reperti, delle relazioni con gli antichi mestieri della montagna.
Mi piacerebbe tanto un giorno vedere qui la gente che viene a visitare il museo con la curiosità di vedere questi utensili della storia e capire come si sono modellate nel corso dei tempi. Infatti qui, ad esempio, parlando di asce, delle accette, se vogliamo parlarlo in dialetto delle manere, che piace tanto ai ladini, abbiamo due esempi straordinari, perché c'è questa molto antica e poi c'è un'ascia invece più recente, anche questa ne ha 2000 anni, che però mostra già delle attinenze con l'attualità. Questa è stata trovata a Lagole, pertanto ci sono queste curiosità che emergono dai reperti e che vanno anche a rendere un po' più, forse, permettetemi l'accezione, nazional popolare la visita di un museo. Ecco, lei nel suo museo ospita anche molti reperti di Lagore e anche un elmo celtico. Sì, allora, grazie del suo museo, è un museo della collettività, io mi permetto solo di cercare di gestirlo nella migliore dei modi, tanto è vero che ricordo a chi ci ascolta che i reperti archeologici trovati prima del 39, vale a dire della legge fatta sulla tutela, sono demaniali, pertanto sono nazionali, sono un po' di tutti. Quelli precedenti, ad esempio qui ne abbiamo un paio come l'elmo di Valesella, sono di proprietà dell'ente. Detto questo, qui abbiamo una ricchezza straordinaria dettata dai ritrovamenti di Lagole. Più o meno i 2/3 del museo sono dedicati ai reperti di Lagole. Alcuni ne abbiamo anche in magazzino, perché abbiamo fatto una scelta, a suo tempo l'aveva fatta la dottoressa Angelini, coadiuvata dalla dottoressa Gangemi della soprintendenza, di fare un'esposizione chiara, esposta a livello cronologico, che possa dettare i tempi e i momenti di frequentazione di questo straordinario santuario all'aperto, in uno dei posti più belli delle Dolomiti, che è qui vicino a Calalzo di Cadore. Pertanto abbiamo una ricchezza straordinaria che va dai simpula, da questi mestolini che si utilizzavano per raccogliere l'acqua, con delle iscrizioni paleovenete piuttosto che latine. Abbiamo delle lamine. La lamina simbolo del nostro museo, che vedete anche raffigurata alle mie spalle, è una lamina eccezionale con la raffigurazione di questo cavallo, per poi arrivare a gioielli, a utensili, ad altre cose, e ai bronzetti naturalmente. I bronzetti che sono un eccezionale campionario della abilità artistica e, se vogliamo, anche artigianale dei Cadorini di 2000 anni fa. Io dico sempre in maniera molto diretta, anche alle scolaresche, se le avesse viste un artista contemporanea come Picasso piuttosto che altri, ne avrebbe tratto sicuramente esempio e modello. I musei sono aperti o verranno aperti venerdì come nel resto del Veneto? I musei verranno aperti venerdì 6, abbiamo fatto un piano con il Museo dell'Occhiale, noi abbiamo accolto le disposizioni ministeriali e regionali che ci sono arrivate il 18 di maggio. C'è una particolare attenzione nella pulizia delle raccolte museali, perché dobbiamo sempre basarci sì sul sanificare dal virus, dall'altra però che i musei conservano un sacco di materiale molto delicato. Pertanto abbiamo fatto la sanificazione sia del Museo Archeologico e oggi stesso della Casa Natale di Tiziano Vecellio. Noi da venerdì siamo pronti, stiamo sviluppando un piano per l'accesso. Il Museo Archeologico sarà aperto adesso ogni venerdì, sabato e domenica, e poi su prenotazione, mentre la Casa Natale di Tiziano, essendo e avendo spazi un po' più piccoli, in questo momento la faremo su prenotazione, perché stiamo cercando di capire come differenziare e gestire bene in maniera accurata appunto gli ingressi. Però noi saremo a regime pieno in luglio, perché è importante dare un segnale anche da parte nostra. Si parlava della rete museale. Cos'è la rete museale? La rete museale è un progetto che è nato nel 2013. Hanno aderito 9 musei, tra l'altro abbiamo ancora l'adesione dei musei di Sappada, per farvi capire come sia un discorso trasversale, vale a dire collaborare tra musei per cercare delle soluzioni, per cercare di sviluppare progetti assieme, per cercare di essere competitivi nel momento in cui abbiamo bisogno di finanziamenti che sono orientati alla ricerca, al restauro e alla didattica.
Quest'anno, ad esempio, faccio un esempio, con la rete museale e con anche il Museo dell'Occhiale, stiamo sviluppando una serie di laboratori, saranno finanziati circa una trentina di laboratori territoriali per la scoperta di tutti i luoghi simbolici che ha il Cadore legati alla dedizione del Cadore a Venezia. Avremo, per fare qualche esempio, sia delle cose per ragazzi, come ad esempio la costruzione di un affresco, magari a seguito della visita di una chiesa della difesa di Lorenzago, piuttosto che qualche concerto di animazione in luoghi particolari, piuttosto che, e qui ringrazio anche il collega Gian Galeazzi per aver proposto la cosa, delle visite guidate alla scoperta di Russecco, come luogo storico, sito di una battaglia del 1508, simbolica all'interno di questo processo dei 600 anni dalla dedizione del Cadore a Venezia. E tra le sue competenze c'è anche la gestione della biblioteca tizianesca? Allora, la biblioteca tizianesca è un fondamentale luogo di patrimonio della Magnifica Comunità. Lì è stato delegato un nostro archivista che cura, oltre che la biblioteca tizianesca, anche l'archivio storico. Naturalmente nei nostri compiti c'è la valorizzazione della biblioteca tizianesca e infatti, non so se ricordate, ma non più tardi di un paio d'anni fa, abbiamo acconsentito a un prestito anche di 2 libri della biblioteca tizianesca che sono andati a Praga ad animare una mostra dedicata a Tiziano. Pertanto è un gioiello, uno scrigno che noi guardiamo sempre molto bene, sia sotto ragione di tutela che di valorizzazione. Come sono i rapporti, quali sono i rapporti tra la Fondazione Tiziano che gestisce la figura di Tiziano e la Magnifica Comunità? Ma quest'anno sulla dedizione abbiamo collaborato in maniera veramente fruttuosa e ringrazio soprattutto il professor Aikema e la professoressa Mason e naturalmente la professoressa Coletti, presidente della Fondazione, perché qui si tratta di collaborare con personalità d'esperienza che hanno realizzato mostre, studi, valorizzazioni in ambienti molto più grossi e strutturati del nostro. Pertanto, se noi riusciamo, come abbiamo fatto quest'anno, affrontando un'impostazione di una mostra che poi purtroppo non si è concretizzata come volevamo, ma sarà fatta in maniera ridotta ma comunque efficace, il prodotto che noi daremo al territorio sarà sicuramente validissimo e traendo esperienza e idee da questi personaggi che ci danno una collaborazione e molto spesso anche in maniera veramente attiva e presente, sicuramente il territorio ne guadagnerà. Lei, con il suo ruolo, cerca anche finanziamenti per migliorare il museo? I finanziamenti ci permettono di realizzare le cose. Allora, è impensabile per tante ragioni fare quello, ad esempio, che abbiamo fatto quest'anno senza un sostegno finanziario. Quest'anno vi ricordo che abbiamo 6 opere attualmente in laboratorio in restauro. A breve, a fine giugno, andrà la 7ª, che è l'opera più importante che ha la Magnifica Comunità, che è l'opera di Marco Vecellio, che sta nella sala consigliare. Senza un sostegno, un finanziamento, in questo caso, della Regione del Veneto e della Banca di Cortina, difficilmente questo si sarebbe realizzato. A seguire poi, oltre che il restauro, avremmo lo studio e la pubblicazione degli atti legati alla dedizione. Anche in questo caso, naturalmente, la Magnifica Comunità mette una parte, però senza avere il sostegno di altre istituzioni, la Cari Verona anche ci finanzia delle cose, sarebbe veramente impensabile realizzare quello che stiamo facendo. È anche un po' nell'abilità dei nostri tempi, perché vincere i bandi rappresenta un vanto di essere competitivi a livello progettuale e possiamo esserlo solamente facendo rete di competenze e di abilità. Questo è innegabile. Faccio un ulteriore esempio, a breve partirà un discorso sulla riqualificazione del mosaico. Noi abbiamo realizzato un progetto Interreg grazie al sostegno del GAL Alto Bellunese, adesso da poco abbiamo affidato la direzione dei lavori alla collega Daniela Zambelli e
spero e penso che in novembre questo mosaico, che arriva dalla struttura del municipio di Pieve, verrà finalmente riqualificato e inserito nel museo archeologico. Questo senza il sostegno europeo non sarebbe possibile. Ci avviciniamo alla chiusura. Una ultima domanda. Cosa prevede per l'estate? Ci saranno visitatori? Ma io credo che proprio in questi giorni mi stavo scambiando anche con i colleghi, perché fare rete significa anche sentirsi quotidianamente per capire come si muovono gli orientamenti a livello generale. Credo che dalle prime avvisaglie la montagna sarà molto richiesta. Certo dovremo saperla gestire in questa emergenza, perché non sarà facile. Noi abbiamo dialogato con operatori e con esperti, abbiamo cercato di fare un pacchetto di proposte didattiche che a breve sarà promosso all'esterno per evitare problemi di entrate contingentate e quant'altro. La mostra, come vi dicevo, l'abbiamo garantita. Purtroppo abbiamo dovuto far slittare quella che era prevista invece dell'arte contemporanea che ogni anno facciamo presso la nostra sede espositiva, perché era un po' troppo difficoltoso gestirla, ma ci sarà una mostra invece presso il Gran Caffè Tiziano, che animerà anche in questo contesto insomma, l'estate locale. A me non resta che ringraziare il dottor Matteo D'Adeppo, ringraziare gli ascoltatori che ci hanno seguiti e speriamo di poterci incontrare ancora con delle altre novità sulla magnifica comunità e sull'arte cadorina. Buona giornata a tutti e grazie.